Era partito dal Lido di Venezia l'elicottero civile precipitato sugli Appennini al confine tra Toscana e Marche, nella zona dell'Alpe della Luna in provincia di Arezzo. Avrebbe dovuto atterrare all'aviosuperficie di Castiglion Fiorentino, ma nel comune aretino non è mai arrivato. A bordo dell'Augusta Westland 109 due imprenditori toscani, un 77enne di Arezzo del settore orafo e l'amico di 67 anni di Sinalunga, Siena. Entrambi considerati piloti esperti, i loro corpi non sono ancora stati individuati. Il velivolo invece è andato distrutto, interamente bruciato. A ritrovarlo dopo ore di ricerche l'elicottero ricognitore dell'esercito in una zona boscosa e impervia nei pressi del lago di Montedoglio in provincia di Arezzo. L'aeromobile era scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica. Alle 17 il segnale non c'era più. L'ultimo avviso dalla zona di Badia Tedalda, tra le province di Arezzo, Pesaro e Urbino e l'area appenninica al confine con l'Emilia-Romagna. Poco dopo il sistema satellitare internazionale per le operazioni di ricerca e salvataggio aveva registrato una richiesta di aiuto. Da quel momento era stato attivato il dispositivo di emergenza che ha mobilitato vigili del fuoco, soccorso alpino, Croce Rossa, carabinieri 118 e aeronautica militare. In quelle zone il cielo era coperto, la visibilità ridotta a causa della nebbia fitta che ha reso complesse le ricerche. L'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha dovuto interrompere più volte i sorvoli, mentre circa 30 operatori hanno continuato le ricerche a terra in diverse aree boschive in un triangolo di 35 km, particolarmente impervio. In base alle prime ricostruzioni, l'Augusta Westland 109 potrebbe aver avuto un'avaria al motore, forse segnalata dagli stessi piloti pochi istanti prima della scomparsa. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta di sicurezza sull'incidente.